Buonasera a tutti, bentornati. Vediamo insieme che abbiamo l'onore questa sera di avere in studio Renato Povelato, presidente dell'Associazione Sovranazionale del Popolo Veneto e vice sindaco di Volpago del Montello. Buonasera. Buonasera. Beh, perché il governo si è dimenticato delle imprese, Salvini è andato a Roma per creare un punto di contatto tra nord e sud, addio all'autonomia Veneto. Povelato, allora è proprio finita, non c'è più speranza? No, io ci spero, dopo io casomai sono qui anche per parlare della nostra iniziativa. L'autonomia appunto che si sta parlando nei giornali e nelle televisioni è un percorso che è stato iniziato tra la Regione Veneto e il governo. Spero che continui e soprattutto che continui in un modo che dia dei frutti finalmente che si possano toccare in concreto, anche perché è un'autonomia che aspettiamo da tanti anni, quindi io sono fiducioso, vediamo cosa succede, vediamo. Ma ecco, lei adesso è presidente dell'Associazione Sovranazionale del Popolo Veneto, ma Sì. ci vuole un po' spiegare meglio cos'è questa cosa? Sì. Cioè, io penso che abbia anche molto a che fare col senso di autonomia, cioè una è conseguenza dell'altra, cioè l'autonomia ce l'abbiamo perché magari si pensa che il Veneto sia un popolo con una certa... Allora, sono due cose che parlano di Veneto, però sono distinte. Noi non parliamo di Regione Veneto, noi parliamo di popolo veneto. C'è una differenza sostanziale perché ecco, la nostra iniziativa si basa sulle leggi e sui trattati internazionali. Noi siamo appena tornati con la nostra delegazione dell'associazione da 15 giorni, siamo stati appunto al forum a Ginevra all'ONU. Per la prima volta nel 2015 abbiamo portato la voce dei veneti all'ONU e la nostra iniziativa prevede e vuole che il riconoscimento del popolo veneto e che il popolo veneto sia rappresentato negli organismi internazionali preposti. In primis ovviamente dove noi ci rivolgiamo soprattutto sono le Nazioni Unite, sono l'ONU. Noi appunto a questo forum dal 26 al 28 di novembre a cui abbiamo partecipato abbiamo parlato appunto di veneti, quindi non parliamo di autonomia della Regione Veneto. La Regione Veneto è una regione dello Stato italiano. Noi parliamo nei diritti praticamente internazionali, si parla di popolo, non si parla di regione o di stati. Noi a questo ci stiamo proponendo, anche perché dopo i veneti, noi parliamo di veneti anche di quelli che sono in Argentina, in Brasile, negli Stati Uniti, in tutto il mondo. Ci sono dai 15 ai 20 milioni di veneti nel mondo. Nella regione Veneto ce ne sono 5 milioni. Vuol dire che qui in Veneto siamo minoranza rispetto diciamo, al resto del mondo. Giusto, Povelato, c'è un modulo, si vuole parlare di questo modulo molto Sì. sinteticamente, credo a Marco di inquadrarlo perché ce lo abbiamo qui disponibile, così firmando questo modulo si diventa veneti. Come funziona? Sì, allora, io le spiego in 2 secondi. C'è l'articolo 10 della Costituzione che dice: l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Quali sono queste norme? I trattati appunto internazionali all'articolo 1 dicono tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale. L'articolo 3 dice gli stati parti del presente patto, quindi anche l'Italia che l'ha siglato, debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto. Allora, cosa vuol dire? Che il popolo veneto questo diritto di autodeterminazione ce l'ha. Non è che dopo però l'ONU, le Nazioni Unite vengono a darcelo. Siamo noi che dobbiamo andare a chiedere questo diritto. Quindi questo modulo, quindi c'è la possibilità di sottoscrivere questo modulo, ecco io praticamente un colloquio che ho avuto con i funzionari dell'ONU ancora nel 2015, loro ci dicono noi conosciamo il popolo veneto a livello storico, però adesso nel 2016, 17, 18 a livello giuridico noi siamo italiani, nella nostra praticamente carta d'identità c'è scritto italiana. Bene. Se noi facciamo
vedere appunto all'ONU attraverso questo modulo, facciamo la sottoscrizione, lo firmiamo e facciamo la dichiarazione che noi ci sentiamo veneti, allora le Nazioni Unite vedono che noi vogliamo essere considerati veneti. Bene, questo grazie, è un modo per fare appunto allora, quindi eventualmente è un modo assolutamente ecco, il modulo, diciamo, mi scusi, lo possono scaricare dal nostro sito. Diciamo, politicamente corretto di fare. Certo. Renato Poverato, presidente dell'Associazione Sovranazionale del Popolo Veneto e anche vice sindaco di Volpago del Montello, che è un bellissimo comune in provincia di Treviso. Buona Ecco, serata. che dire.